Il patto ecologista riformista prosegue nel suo cammino portando le proprie esperienze e competenze nell'ambito della kermesse politica organizzata a Roma dall'assessore capitolino Alessandro Norato dal titolo Giovani, Scuola, Merito, Imprese, Sanità, Sicurezza. È possibile cambiare davvero? All'evento hanno partecipato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Silvia Salis, sindaco di Genova e Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, amministratori locali e associazioni territoriali di esperienza civica. Lo scopo è quello di dare nuovo slancio al centro-sinistra portando il problema dei cittadini al centro dell'agenda politica. Sentiamo alcuni passaggi dell'intervento sul palco del primo cittadino del capoluogo friulano. Noi a Udine ci siamo dati un claim, Udine città felice. Perché? Perché anche in politica dobbiamo avere una visione e ci siamo chiesti ma che cosa vorremmo per Udine? Che fosse una città felice. Lo sappiamo, i salari sono bassi, cioè noi vogliamo attivare anche la possibilità con i nostri connazionali d'Argentina di poterli attrarre, visto che molto vogliono tornare, e quindi, visto che il sistema delle imprese non riesce a dare stipendi più alti, abbiamo immaginato un welfare sussidiario al salario. Altro tema, la casa. Appena mi sono insediato abbiamo attivato con la Croce Rossa e con la Caritas i dormitori, abbiamo la rotta balcanica, arrivano famiglie intere. Il problema della casa è un problema enorme. Più dormitori facciamo, ma la filiera è ferma, cioè a valle non riusciamo a portarli, quindi li teniamo tutti in dormitorio. Quindi io lo dico, noi stiamo attivando dei temi sulla casa a livello locale, ma noi abbiamo bisogno di un piano casa nazionale. Vi ricordo che Amintore Fanfani lo fece nel 1949. La sicurezza non è il sindaco che comanda il prefetto, comanda la questura, e quindi noi ci siamo comunque attivati e abbiamo realizzato la sicurezza partecipata. Come si può governare una città? Con le alleanze. Il civismo non assume posizioni di parte, ma di senso, per dare un senso alla città, all'intero, all'interconnesso. Noi vogliamo accettare la coesistenza degli opposti e vogliamo favorire il cambiamento di questi opposti in nuove metaforme che coesistono in maniera diversa. Più che occupare spazi, noi dobbiamo avviare processi.